pesi? 3 di più di 20. 23 kg. Proviamo a pesare il nonno. Quanto pesa? 37. 37 più 50, 87. Il nonno pesa 87 kg. Ma non dire niente alla nonna, eh? Questo è il decimal che usava il mugnaio. Si portava il sacco con il grano turco al mulino. La forza motrice era data dall'acqua delle rogge, che facevano girare le pale. Il movimento delle pale veniva trasferito tramite un asse a una ruota dentata, che a sua volta metteva in movimento tramite un ingranaggio delle ruote, che collegate con delle cinghie trasmettevano il movimento al mulino. Si depositava il grano turco in una pila. La prima operazione che la tramoggia eseguiva era di pulire il grano turco dai residui di tuttoli. Successivamente la granella veniva tramite dei nastri sollevata e depositata nel contenitore in cima alla macina e per caduta subiva una prima frammentazione. La fase successiva consisteva nella macinatura per ricavare la farina per fare la polenta. Il residuo era la crusca per alimentare gli animali. Un'altra ruota motrice era collegata a una mola in pietra per macinare orzo o altre granaglie. Alla fine della macinatura, la crusca veniva depositata in un sacco.
farina, messa in un altro sacco di cotone bianco, si riportava a casa e veniva riposta nella panaria per essere trasformata in tanta buona polenta.